Come detto, un'esigenza molto sentita è il sostegno al reddito dei lavoratori, quel capitale umano prezioso per ogni imprenditore. A tal proposito, ancora una volta ricordiamo alle aziende contribuenti EBAV che il fondo FSBA, Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, la cassa integrazione del settore artigiano non edile, ha attivato una linea speciale con dotazione di 20 settimane di sostegno aggiuntive alle 20 di norma previste. È disponibile inoltre la cassa integrazione in deroga, applicabile sia alle aziende con ammortizzatori sociali, una volta che questi saranno esauriti, sia a quelle che ne sono prive. Per saperne di più abbiamo sentito il coordinatore ufficio relazioni sindacali e contrattuali in Confartigianato Vicenza, Moreno Zonta. Le imprese si preoccupano degli stipendi dei loro collaboratori. Su cosa possono contare ad oggi, 12 marzo, le imprese per il sostegno al reddito dei dipendenti? Possono assolutamente contare sulla prestazione straordinaria che è stata messa in campo dal fondo FSBA, una prestazione straordinaria di 20 settimane. Attualmente può coprire una finestra temporale fino al 31 di marzo, ma siamo in attesa e auspichiamo un'apertura di questa finestra che vada oltre tale data, visto la crescente situazione di crisi che stanno vivendo le nostre imprese. A questa poi si aggiunge l'intervento straordinario anche della cassa integrazione in deroga che Governo e Regione stanno mettendo in piedi e di cui attendiamo le istruzioni operative, che darà un ulteriore sostegno per quei settori scoperti dagli ammortizzatori sociali ordinari, nonché quei settori, quelle aziende che hanno finito tali ammortizzatori. Gli uffici di Confartigianato a livello territoriale sono a completa disposizione delle aziende per ulteriori informazioni e per ottenere le indicazioni su come attivare e accedere a questo tipo di ammortizzatori in relazione alle loro esigenze specifiche.